Nuovo attacco del centrodestra all'Areus, l'azienda regionale per l'emergenza urgenza che viene definita una scatola vuota che di fatto gestisce solo l'elisoccorso sotto il profilo operativo, mentre sotto quello amministrativo rimane sotto l'egida dell'ATS, l'azienda per la tutela della salute. Quanto ha sottolineato stamattina nel corso di una conferenza stampa Paolo Truzzu, capogruppo dei Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. L'esponente dell'opposizione ha rilevato che al momento l'Areus non ha preso in carico dall'ATS nessun operatore dell'ex servizio 118 nelle convenzioni per il soccorso di base con le associazioni e le cooperative, nei mezzi locali con cui gli operatori del 118 lavorano. Per Truzzu il personale medico e i mezzi in dotazione sono insufficienti a garantire il servizio. Mancherebbero infatti 2/3 dei medici nelle centrali operative di Sassari e Cagliari e oltre 30 medici nelle postazioni medicalizzate. C'è carenza anche di 20 infermieri tra centrali e postazioni territoriali. Per coprire il fabbisogno dell'intera Sardegna, secondo Truzzu, sarebbero necessari 48 mezzi medicalizzati, mentre attualmente ce ne sono 26. Invece l'attenzione generale, anche mediatica, ha sottolineato Truzzu, è rivolta al servizio regionale di soccorso che costa tanto, ma secondo l'esponente dell'opposizione è poco efficiente perché le 3 elibasi sono principalmente operative in mare e non sulla terra. Secondo il consigliere regionale dei Fratelli d'Italia sarebbero sufficienti 2 basi baricentriche, una a Chilivani o Ardara per il nord Sardegna, l'altra a Monastir per il sud dell'isola.